Il termine semplificazione in Italia assume una valenza significativa alla luce della capacità che questo grande paese ha di rendere tutto complicato in virtù di dinamiche nella pubblica amministrazione e nella macchina burocratica favorevoli a scoraggiare anche i più volonterosi. Un convegno alla provincia di Padova che come ente continua ad esistere, in cui è stato presentato il progetto Consip per sostenere la pubblica amministrazione nella realizzazione di progetti infrastrutturali per iniziativa del senatore Antonio De Poli, padovano DOC. Consip è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, il cui unico azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'incontro, presenti le più autorevoli rappresentanze del mondo imprenditoriale e produttivo del territorio euganeo, è stato presentato il progetto di finanziamento per appalti di ingegneria, architettura e più in generale lavori pubblici, dove la regia viene affidata alle istituzioni e alle imprese locali, in un Veneto particolarmente virtuoso, ha sottolineato De Poli, dove la spesa grazie al MEPA, cioè il mercato elettronico della pubblica amministrazione, punto di incontro tra potere centrale e realtà locali del valore di oltre 18 miliardi e mezzo, è stata particolarmente elevata. In questo senso il piano presentato risponde alla volontà di fornire, grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, una spinta decisiva allo sviluppo dell'economia territoriale, garantendo, e questo è un aspetto cruciale, una prospettiva. Noi siamo convinti che oggi la piattaforma elettronica per la pubblica amministrazione, la Consip nel caso specifico, possa dare degli strumenti per far sì che la pubblica amministrazione nel caso specifico si avvicini alle nostre imprese, una modalità di snellire tutte le procedure e oggi più che mai anche rispetto alle nuove leggi approvate abbiamo la possibilità di intervenire sia col PNRR direttamente ma anche con tutti i lavori all'interno delle nostre comunità. Quello che c'è di positivo per il sistema camerale è che recentemente il famoso decreto recovery 152/2021 è stato emendato l'articolo 10 dove è inserito che le Camere di Commercio possono essere uno strumento di supporto per la progettazione sia delle regioni che delle pubbliche amministrazioni locali. Sono soldi che vanno nel territorio, quindi non possiamo assolutamente perdere questa occasione. Ecco che questo incontro diventa importante e fondamentale. Poi anche come Camera di Commercio stiamo muovendo e attivando per quasi far coalizzare tutti i comuni che vogliono avere qualche possibilità di fare qualche progetto, per metterli, perché non sono progetti semplicissimi o facilissimi. L'importante è che adesso che il treno è in stazione lo prendiamo, perché il rischio è che non siamo pronti a salirci con la nostra macchina burocratica. E i tempi sono stretti, finalmente il governo dà tempi certi, modalità certe. Oggi la macchina burocratica si deve performare rispetto agli obiettivi che il governo ci ha dato, perché sono immediati e sulle grandi opere soprattutto io penso ci vogliano poteri commissariali. Per il modello Genova, ecco, per capirci, per accelerare, non per saltare le procedure, ma per accelerare queste procedure.